Grazie, buonasera a tutte e a tutti anche da parte mia. Ciao Federica, ben trovata. Ciao. Un abbraccio che spero di darti di persona quanto prima. Grazie di questo invito, mi fa veramente molto piacere essere qui e soprattutto anche ho il piacere e anche l'onore di poter così conversare con voi e con Federica. Ecco, allora chi di voi ha letto, entriamo subito nel vivo della serata, anche conoscendo ancora più da vicino Federica. Chi di voi ha letto i suoi libri, cioè adesso io ho qui Pubblicità Progresso, ma li potete acquistare anche entrando o uscendo dopo, cioè A mano disarmata, uscito l'anno scorso in primavera, e Il gioco di Lollo, uscito proprio a ottobre dello scorso anno. Converrà con me che c'è tra i tanti un protagonista principale, un protagonista che ha la meglio su tutto il resto, e questo protagonista secondo me è il coraggio. Allora, il coraggio sicuramente di una persona, in particolare di una donna come Federica, a cui, ecco, lo ricordo, che è stata più volte minacciata, che è stata ad un certo punto sequestrata letteralmente in una stanza, e le hanno detto che le avrebbero sparato in testa facendole il gesto proprio della pistola con la mano, e che avrebbe potuto rinunciare a quel punto ad andare avanti. Ma anche, mi piace sottolinearlo, visto che questa serata è proprio dedicata anche al nostro essere donne, alla violenza di genere, Federica è anche una moglie e soprattutto è una madre, quindi c'è il coraggio di una moglie, e vi assicuro che anche se suo marito Massimo è una persona fantastica, non c'è niente di scontato nello scegliere di stare accanto a una persona che ha fatto una scelta e che rischia così tanto ogni giorno, ma soprattutto, lo dico anche appunto a mia volta da mamma, il coraggio di una mamma che non solo, come capita a tante di noi, sacrifica tanto tempo proprio per fare un lavoro che non ha orari come quello della giornalista, che è stata costretta a suo malgrado a imporre, no, una vita diversa ai suoi figli, ma anche che vede, no, che vive l'angoscia di vedere i suoi figli in pericolo. Ecco, voi se vi ricordo, ecco, per chi magari non lo sa, che da novembre del 2018 anche i figli appunto di Federica, Lorenzo, Alessandro e Viola, sono sotto tutela, proprio perché erano anche loro appunto a rischio. Allora la domanda con cui vorrei cominciare, Federica, è questa, no? Cioè, da una parte il fatto di essere madre e moglie, soprattutto madre, ha richiesto una fatica ulteriore, una fatica doppia, tripla nel gestire questa situazione, perché ovviamente la tua preoccupazione era anche quella di proteggere i tuoi figli, ma non soltanto fisicamente, proteggerli anche dalla paura, e poi vedremo anche come, no? Federica e Massimo sono riusciti a farlo, ma dall'altra quello che volevo chiederti è anche questo, cioè il fatto di avere una famiglia, di essere moglie e madre, quanto coraggio ti ha dato e quanta determinazione ti ha dato per affrontare questa situazione. Quindi da una parte più complicato che se tu fossi stata da sola e avessi potuto gestire la tua vita senza dover, passami il termine, rendere conto a nessuno, ma dall'altro forse anche un'iniezione di coraggio, di determinazione, di voler proprio perseguire su questa strada in più. Ma dunque, il fatto di essere moglie e madre sicuramente è stato allo stesso tempo il mio punto di forza e il mio punto di debolezza. Debolezza perché ovviamente un conto è fare una scelta così importante quando sei single e ne paghi tu le conseguenze. Un conto invece che quando le tue scelte ricadono inevitabilmente sulla tua famiglia, quindi su 3 bambini che all'epoca, nel 2013, quando tutto è cominciato, avevano 8, 6 e 4 anni. Ora ne hanno 14, 12 e 10, quindi è passato un bel po' di tempo, però
immagina anche la difficoltà per una madre di poter dire ai propri figli: ragazzi, la mamma alla scorta perché ha denunciato la mafia e quindi la mafia potrebbe decidere di farmi del male, a me così come a voi. Insomma, è impensabile, no, che una madre possa mai dire questo a 3 bambini. Quindi questa è stata la mia enorme debolezza, sfruttata ovviamente dai cattivi, perché le prime minacce erano rivolte a me, poi c'è stata un'escalation di minacce rivolte ai miei figli. Ovviamente le mafie sono tutto a parte che stupidi, e quindi insomma più volte hanno minacciato di morte i miei figli, tanto che anche una volta arrestati la rabbia delle mogli di questi personaggi si è scatenata unicamente sui miei figli con delle minacce abbastanza pesanti, e quindi, come hai ricordato tu, dal 2018 sono sotto scorta anche loro. Ma veniamo al punto di forza, che poi è, diciamo, quello che vorrei lasciare nelle persone da questo nostro incontro, seppure a distanza. Cioè, mi piace continuare a incontrare gente proprio per cercare di trasmettere un po' la mia positività rispetto a una lotta che è stata durissima, è stata un'impresa veramente gigantesca, ma io voglio trasmettere, diciamo, il mio ottimismo e anche un pizzico di coraggio, proprio perché se l'ho trovato è perché si è creato in noi, e quindi anche grazie alle persone che questa sera sono lì ad ascoltarmi. Anzi, voglio dire qui, perché ormai sono entrata in quella sala, quindi sono qui ad ascoltarmi. Il coraggio quindi me l'hanno dato al tempo stesso proprio i miei figli. Voglio ricordare una scena che sta nel libro, per chi l'ha letto, A mano disarmata, ma non nel gioco di Lollo, che è la scena a cui ho assistito e che poi mi ha portato a questa vita sotto scorta e blindata. Tu interrompimi pure se vedi che vado lunga, Io avevo fatto nel maggio del 2013 questa inchiesta ad Ostia, dove volevo dimostrare, perché per me era così e infatti poi via via mi davano ragione, che quelli che dai più, quindi dalle istituzioni, dalla procura, dalla prefettura, erano dichiarati come dei rubagallini, dei criminalotti, in realtà erano diventati un qualcosa di più, perché quando per troppo tempo ci si abitua a considerare normale un determinato modo di fare, è il primo regalo che si fa alle mafie. Cioè, se noi entriamo in un bar e assistiamo a una scena di un mafioso che entra, si beve il caffè ed esce senza pagare, la prima volta, la seconda, la terza, alla quarta diventerà inevitabilmente normale, forse considereremo che sono amici col barista, non considereremo più che magari invece è sotto ricatto quel barista. Ecco, abituarci a considerare normale queste scene di soprusi è il primo passo per appunto non riconoscere i fenomeni. Invece io mi accorsi nel 2013 che non erano più dei criminalotti di strada, ma erano entrati con tutte le scarpe nella pubblica amministrazione, nella politica, al punto tale da condizionarli e piegarli ai loro desiderata. Ma magari la parte dell'inchiesta la vediamo dopo. Un mese e mezzo dopo essere stata minacciata di morte e sequestrata, come hai detto tu, dentro uno stabilimento balneare, trovandomi faccia a faccia con il boss, sento 2 spari alla finestra. Questi 2 spari sono preceduti da una ragazza che grida: no, fermo, non sparare. Io mi affaccio e vedo il boss del clan Spada, quindi questo clan di origine Sinti, che scappa alla mia destra, il nipote zoppicando che scappa alla mia sinistra, e una macchina che riconosco essere appunto del clan rivale dei Triassi, mafia agrigentina, a cui era rimasto il business delle sale scommesse e delle armi qui su Ostia, a scappare sgommando via su una macchina nera. Quindi per me il quadro era sufficientemente chiaro. Ora la riflessione che vi chiedo è questa. Io alzo gli occhi al balcone, ormai questa cosa l'ho raccontata in più occasioni, e come me c'erano affacciate tantissime persone. Il boss Carmine Spada solleva il braccio e dice: ma che state guardando? Tutti dentro, lo spettacolo è finito. E quello che accade è che le persone rientrano dentro casa.
io rimango ancora qualche istante lì fuori affacciata fino a che non lasciano la scena del crimine i due protagonisti rimasti, e rientro dentro casa e inizio a vestirmi per scendere e fare il mio mestiere da cronista. Mio marito si mette davanti la porta di casa e mi dice: aspetta un attimo, dove stai andando? Fra poco esce l'inchiesta, sarebbe uscita di lì a 4 giorni, a 5 giorni, esce l'inchiesta, ti togli tutti i sassolini che vuoi, abbiamo 3 figli, pensa a loro. E qui vengo, dopo questa, scusami, lunga premessa, alla tua domanda. Questa cosa di dire pensa ai nostri figli è una cosa forse istintiva, no? Per un genitore sano, chiamiamo così mio marito, perché forse da qualche parte in un codice non scritto c'è che proteggere i propri figli è rimettersi a dormire, ormai la normalità è questa, il mondo è così, dietro le tapparelle che si chiudono dei miei dirimpettai di tutta la mia via c'è questo ragionamento: contro le mafie non si vince, vincono sempre loro. E allora quando mio marito mi dice pensa ai nostri figli, io rispondo dicendo è proprio a loro che dobbiamo pensare. Ma tu immagina fra 10 anni questa scena, sparatorie, accoltellamenti, proiettili che volano, i nostri figli tornano adolescenti da una serata trascorsa in allegria con gli amici e si trovano il proiettile magari conficcato nella gamba. Perché? Perché 10 anni fa io mi ero rimessa a dormire, tanto il mondo va così, tanto contro di loro non si vince, tanto ormai c'è la mafia, lo sappiamo tutti. E no, io ci devo provare, io ci voglio provare, primo perché non sono come loro, non sono come questi mafiosi, e secondo perché voglio che i miei figli non abbiano paura di girare per strada pensando che un proiettile li possa colpire e che poi bisogna stare anche zitti. Deve essere stata molto convincente questa mia risposta, perché mio marito da quel momento in poi, e forse era già dentro di lui anche questa risposta, mi ha accompagnato a fare i riconoscimenti fotografici e da lì io vivo sotto scorta, ma sono fiera e lo rifarei 100 volte, perché io non sono come loro e scelgo in ogni momento di dimostrare a me stessa che se assista a un tentato duplice omicidio non mi rimetto a dormire, è una cosa che non deve accadere sotto i miei occhi. Mi pare che appunto nonostante la fatica terribile, l'angoscia, insomma, che tra l'altro anche noi possiamo provare appunto leggendo quanto tu anche qui con grande coraggio hai voluto condividere con tutti, insomma voi ci siate riusciti pur e anche, come dire, liberando risorse che possono sembrare quasi incredibili, no? Come una grande fantasia, una grande energia, perché appunto lo dico per chi magari ancora non avesse letto i libri o non lo sapesse, proprio il giorno in cui, poi magari lo racconta meglio Federica che è la protagonista, ma insomma il giorno in cui a Federica è stata assegnata la scorta, ovviamente dovevano dirlo ai loro figli e si sono inventati che la mamma era stata talmente brava, aveva scritto un articolo talmente bello che da quel momento in poi aveva avuto in regalo 4 autisti che si dividevano i turni e che quindi le avrebbero aperto la portiera e che le avrebbero chiamata dottoressa, tanto che appunto i bambini le hanno chiesto se aveva imparato, no, anche a fare le iniezioni nel frattempo, eccetera. E quindi una cosa che è stata, ovviamente proprio perché arrivava dai genitori, quindi in un contesto di fiducia così, è stata molto convincente, no? E che poi è continuata a lungo, ma poi questo insomma magari ce lo racconta Federica, e anche con un gioco che poi prevedeva che... Ecco, poi appunto lo leggete nel libro e così, e quindi ecco, ti faccio una domanda a cui tu hai già risposto, ma in realtà c'è stato in particolare in questi 6 anni abbondanti, insomma, c'è stato un momento, perché ovviamente i momenti di fatica sono stati tanti, comprensibili, di stanchezza, in cui hai pensato, non dico di aver sbagliato, perché questo mi pare che fosse chiarissimo in te ed è chiarissimo, ma cioè chi me l'ha fatto fare, no? Cioè soprattutto pensando ai tuoi figli più che a te e a quello che dovevi subire. Sì, tantissime volte ho pensato
ma chi me l'ha fatto fare, ma voglio tornare indietro, però diciamo che sono stati pensieri che mi hanno abbandonato subito, un po' per deformazione professionale probabilmente, perché la curiosità di vedere come andava a finire, cioè per me Giovanni Falcone è stato comunque un personaggio che ha avuto una grossa influenza sicuramente nelle mie poi scelte successive. Che cosa ci diceva Giovanni Falcone? Che la mafia è un fenomeno umano e come tale ha un inizio e una fine, quindi la mia deformazione professionale di andare a vedere questa fine era la molla che mi spingeva comunque a rialzarmi laddove avrei voluto mollare. Le circostanze sono state, diciamo, quelle un po' più dure, diciamo, le volte in cui ho messo un po' di più a rialzarmi è stata quando mi hanno messo la benzina sotto la porta di casa alle 4:30 del pomeriggio. Io ero con i miei 3 bambini da sola, lì quando diciamo senti che malgrado tu abbia la scorta, malgrado lo Stato ti stia comunque proteggendo a suo modo, eppure su questo poi ne parleremo, hanno la capacità di arrivare fino alla porta di casa tua buttando del liquido infiammabile, ti senti molto vulnerabile, capisci veramente che si possono spingere fin dove vogliono. Oppure quando nel 2017 io feci nuovamente un'inchiesta sempre sul clan Spada, perché non accadeva nulla, nel senso io scrivevo e come risposta, ecco, della magistratura di arresti non succedeva nulla, e allora tornai sull'argomento con una nuova attività commerciale che si erano presi, e lì diciamo la proprietaria si rivolse a me perché loro dissero che non doveva commettere un errore, cioè quello di chiedere aiuto all'Angeli, e lei naturalmente contravvenendo ai loro ordini è venuta da me, mi sono spesa, l'ho aiutata e loro l'hanno appunto minacciata dicendo sia te che lei la pagherete. A un mese dalla pubblicazione di questa serie di inchieste, in cui alla fine con i miei articoli ho smosso un pochino le acque, quantomeno sono andati a sfrattare gli Spada da quel bar che si erano presi dalla mattina alla sera, entrano nel bar e dicono alla signora da oggi questo bar è nostro. Quindi riusciamo, diciamo, con questo lavoro di 3, 4, 5 inchieste, articoli serrati, no? Denunciando lo Stato. Cosa aspetta lo Stato? Quanti altri negozi deve prendere Spada? Quindi gioco forza, la polizia va lì, sfratta gli Spada e riconsegna l'attività alla signora. Passa un mesetto e comincia, nel giro di una settimana va a fuoco la macchina di mia sorella, la macchina del mio avvocato difensore, e cospargono di benzina l'unico ristorante di Ostia dove io e la mia famiglia andiamo spesso a mangiare, perché accolti di buon grado, perché la mia Ostia non ha reagito molto bene inizialmente a me, insomma mi ha creato un po' il vuoto, sputavano per terra quando mi vedevano, cambiavano marciapiede, e quindi anche lì ho pensato non è possibile, stanno cercando di crearmi il vuoto, la mafia, gli Spada. La tattica dell'isolamento. Esatto, la tattica dell'isolamento, perché le persone attorno a me magari non hanno il mio carattere, no? Quindi mia sorella, per quanto insomma possa volermi bene, non ha il mio carattere, quindi si è molto spaventata, e quindi per un periodo giustamente dice magari non facciamo stare insieme i nipoti, no? I miei figli e i suoi figli, perché potrebbero, ma è giusto, cioè non la critico, ha ragione ad aver ragionato così. Poi è durato poco perché ci siamo subito riviste, la paura è passata, le sono stata molto accanto, però sono quei momenti in cui dici ma ne vale la pena? Se volete vi do la risposta subito, se no proseguiamo, andiamo avanti e lo scopriamo, se no spoilerò subito la fine e poi la tensione scende tra il pubblico, e invece dobbiamo tenerla alta, no? Cioè, ad esempio, quello che volevo chiederti, vista anche il tema della serata, è che tu hai mai pensato a come sarebbero andate le cose, oppure se le cose potevano andare diversamente se tu fossi stato un uomo? Ma guarda, io ho la risposta in tasca perché proprio l'ho toccato con mano. Allora, se io fossi stato uno, siccome di mafia ne parlano solo gli uomini per la società civile, i giornalisti, i politici, è sempre stato un argomento, diciamo, di dominio maschile.
secondo me anche diciamo come nella nostra categoria dei giornalisti, se a scrivere degli Spada, chiamandoli mafiosi, fosse stato un giornalista uomo, avrebbe avuto molta più credibilità e consenso. Invece, sin dall'inizio, i rumors, le cose che io sentivo, tu sai che io faccio cronaca nera e giudiziaria da 20 anni, io mi sono infiltrata nei combattimenti clandestini di Pitbull, ho partecipato ai combattimenti da osservatrice, ai loro allenamenti, mi sono infiltrata in un gruppo di persone dell'Est per scoprire il traffico di armi su Roma, vado diciamo a scrivere di omicidi vedendo i cadaveri a 2 passi da me, quindi non sono una facilmente impressionabile da questo punto di vista, il che non vuol dire che io non mi emozioni o che non provi ancora, diciamo, dopo tanti anni impressione, no? A trovarmi di fronte a un cadavere. Tuttavia, quando mi chiusero nello stabilimento balneare mentre io stavo filmando l'intervista che incastrava Spada, a cui la pubblica amministrazione aveva dato il lido più bello, e lui mi disse: dammi sta telecamera, se no, cancella il filmato dalla telecamera, se no mi ti sparo in testa con le mani a pistola. Quando io lo raccontai, la cosa è: vabbè, ma ti sei impressionata, forse perché, cioè, nel senso, se c'era un uomo magari non si impressionava per questa frase. Per me è una frase grave, per me è grave poi quando mi ha chiuso in una stanza e mi ha detto: se non mi dai, se non cancelli questo filmato, cominciamo a far del male ai tuoi figli. Cioè, per me non è una cosa di uomo o donna, cioè se anche fosse stato un uomo l'avrei trovata altrettanto grave come cosa, cioè il peso che io ho dato a queste minacce, a tutto quello che osservavo, è frutto di un lavoro giornalistico dove per me forse l'essere donna aiuta con una sensibilità in più a cogliere dei segnali, semmai. E invece per lungo tempo era Federica che era impressionabile perché donna, quindi riflettiamoci bene, adesso mafia, non mafia, mettiamo sarebbe, parrebbe che, potrebbe essere, usiamo nei pezzi un condizionale, non sia mai, anche perché la magistratura non si muoveva. La prefettura diceva che erano piccole bande, piccoli rubagalline che si contendevano le piazze di spaccio, mentre questi si erano presi tutto a Ostia, tutto con la complicità della pubblica amministrazione. Quindi questo è stato un po' un freno a mano. Ed ecco perché quando poi arriva la famosa mattina in cui loro vengono arrestati dopo 5 anni dalla mia inchiesta e dai miei successivi articoli, vengono arrestati per mafia e condannati in primo grado un anno dopo per mafia, io ho dedicato, diciamo, questa vittoria a tutte le giornaliste donne, non è stato un caso, perché è un successo che mi piace condividere con un noi, perché Federica, ripeto, da sola non sarebbe andata da nessuna parte. Piano piano, dopo un isolamento lunghissimo che avrebbe sfiancato chiunque, avrebbe fatto perdere la speranza a chiunque, come ti dicevo ero lì in determinate circostanze, devo dire che la mia Ostia ha rialzato la testa, i giornalisti anche hanno cominciato a credermi e financo la magistratura con gli arresti e le catture di queste persone per associazione a delinquere di stampo mafioso. Che tra l'altro domani, se non ricordo male, l'anniversario, no? Degli arresti, 25 gennaio 2018, giusto? 2018, domani sono 2 anni, sì. Ecco. Restando sul tema delle donne, anche qui mi chiedevo, no? Cioè, sicuramente ti è mancata della solidarietà, se vogliamo definirla così, femminile, a parte ovviamente, come facevi riferimento tu prima, da parte delle mogli dei boss che chiaramente, anzi pur essendo madri, hanno, no, minacciato i tuoi figli, eccetera. Ma pensavo anche alle vicende sicuramente meno gravi, ma comunque insomma, che hanno influito insomma, in una situazione già molto faticosa, appunto, come quella tua familiare, per esempio ad alcune madri dei compagni di classe dei tuoi figli, in particolare di Lorenzo, eccetera. Ecco, lì cioè, quindi il fatto di no, ovviamente anche loro erano e sono insomma abitanti di Ostia e quindi probabilmente erano in quella bolla per cui
di omertà, no? E di incapacità di rialzare la testa e di considerare tutto normale, anche quello che normale non è, e quindi da questo punto di vista sicuramente c'era da fare, tu l'hai fatto con molta pazienza, lungimiranza, assieme così, un vero e proprio percorso, anche se vogliamo, forse il termine può sembrare eccessivo, ma educativo, no? Anche nei confronti della cittadinanza, nel aiutarla proprio a riappropriarsi della propria così, cittadinanza, consapevolezza così. Ma il fatto che fossero state, diciamo, le madri in particolare a essere ostili, ti ha ferito di più di come così poteva essere se invece capitava con i padri oppure hai sentito che, come dire, che forse non c'era neanche la capacità, al di là di solidarizzare con la giornalista, ma neanche con la madre? Ma guarda, secondo me probabilmente non mi avrebbe ferito come mi ha ferito, perché poi non erano solo le madri, ma erano anche i padri. Ora, però è storicamente riconosciuto che tra gli uomini, no, ci sia più fare squadra rispetto alle donne, quindi diciamo non mi ha sorpreso. Mi ha sicuramente ferito per le ripercussioni che poi questo ha avuto su Lorenzo, per esempio. Cioè madri che purtroppo ci sono dei fattori umani a cui stiamo assistendo, che molta politica, diciamo, anche cavalca, sbagliando secondo me, perché la politica dovrebbe invece enfatizzare quelle che sono le emozioni belle, no? Invece purtroppo questo dilagare di rabbia, di invidia sociale, crea appunto una serie di comportamenti che sono nocivi per chi li prova, perché poi provare rabbia non fa bene a nessuno, ma per chi li subisce. Allora, nell'opinione comune, un certo tipo di politica, ma io non ho problemi a fare anche il nome del partito, per esempio il 5 Stelle ci ha abituato al fatto che avere la scorta è un privilegio, quindi toglieremo le scorte ai parlamentari, quindi per le persone, ma probabilmente anche io, non so, ora non ricordo, lo pensavo prima di averla. Ora, fermo restando che per alcuni oggettivamente e indiscutibilmente può essere un privilegio, no? Cioè, perché se d'imperio non hai ricevuto minacce, però io, visto che hai quel ruolo, ti do la macchina, probabilmente può essere considerato un privilegio, ma io vi assicuro che vivere sotto scorta è un incubo a 360 gradi, sia per una che come me faceva inchieste sul campo, quindi si infiltrava, faceva interviste a pregiudicati per conoscere i meccanismi dell'altro clan, cosa che io da 6 anni non posso più fare perché non sta bene con 2 carabinieri arrivare da un pregiudicato, perché io ho il segreto professionale e i carabinieri non lo hanno, quindi se sentono un pregiudicato che mi racconta di un carico di droga sono obbligati a fare una relazione, quindi non è neanche nei confronti della mia ipotetica fonte, non è fattibile il fatto che io mi presenti sul posto con 2 carabinieri che stanno, diciamo, attaccati a me. È una vita da incubo, devi dire i tuoi orari dal giorno prima, non puoi aprire la porta di casa se non ricevi un determinato segnale. Per gli spostamenti, cioè per spostarmi da una città all'altra, io non vi dico che tipo di burocrazia c'è dietro, c'è una cosa che finisce veramente, ti fa passare la voglia. Immagina gli organizzatori, tranne a quelli come Paolo che hanno una tenacia incredibile, 200 telefonate, la camera va prenotata in un modo, quello deve stare messo sopra, quell'altro deve stare messo sotto, di fianco, di lato, nel tragitto all'aeroporto, è un incubo. Vai a fare la spesa, fai difficoltà anche, che ne so, vedi la gente che ti guarda in un certo modo, con tuo marito non puoi camminare mano nella mano, darti un bacio all'improvviso perché sai che comunque c'è gente che gioco forza ti osserva, che non gliene frega niente magari. Vi racconto una cosa per farvi, magari per voi anche divertente e sorridere. La prima volta che vado a comprarmi un paio di slip perché mi servivano in un negozio di intimo, stavo con la scorta e c'era il suo caposcorta Angelo che mi stava appiccicato, quindi io nello scegliere gli slip mi compro tipo mutandoni della nonna, perché dico, sia mai che mi compro il pizzo la cosa, questi potrebbero pensare guarda la dottoressa che mutande porta. Quindi arrivo a casa e mio marito tiro fuori la busta per sistemare gli slip, le cose, dice ma che mutande ti sei comprata? E dico amore, mi vergognavo, c'era Angelo vicino, non potevo comprare
altre, per dire, può sembrare una cosa stupida, no? Però immaginate comprare indumenti, cose da donna, provarti un vestito in un negozio, sempre con loro lì fissi, però nell'immaginario della gente c'è che è bellissimo, che fa figo, che è uno status symbol, che è meraviglioso, che è bello, questi macchinoni su cui sali in dotazione all'arma. In realtà non lo è, però le madri, per esempio, dei compagni di scuola di Lorenzo cominciano insomma a fare commenti ad alta voce quando noi passiamo e lo accompagna a scuola: è arrivata la principessa, è arrivata quella che si crede chissà chi solo perché c'ha la scorta, quindi un po' l'invidia, un po' quell'omertà che purtroppo ci è voluta tanto per scardinarla, insomma un pochettino ci sono riuscita, forse per il fatto che hanno apprezzato i miei concittadini che io non mi sono mossa da Ostia, a differenza di molti miei colleghi che a torto o a ragione hanno lasciato le loro terre. Io abito ancora a 300 passi dal clan perché non esiste che mollo io, semmai te ne vai tu da Ostia, infatti ora sono al 41 bis loro e io no. E tuttavia Lorenzo ha patito molto questi commenti e soprattutto quello che veniva evidentemente riferito a casa, per cui io ero l'infame, quella che aveva denunciato una mafia che non esiste solo per diventare Saviano o per entrare in politica o per fare carriera, che avevo messo questa nomea, appiccicato una nomea su Ostia, e soprattutto avevo additato dei poveracci che aiutavano tutti, come erano di Spada, delle brave persone che salutavano sempre, per cui tua madre è un infame. E mio figlio ovviamente ha sofferto molto, perché spiega a un bambino, no, già che gli stai trasformando la realtà in un gioco, vai a spiegare che non deve provare rabbia, che la rabbia appartiene ai clan, cioè che invece la mamma, secondo me, almeno ha fatto la cosa giusta, e che probabilmente nelle loro madri c'è un retropensiero, anche perché la scorta viene vista così. Insomma, sono stati degli anni molto difficili, molto duri, e mi avrebbe ferito ugualmente anche se fossero stati uomini, ma forse il fatto proprio che una madre possa condizionare l'idea di un figlio facendogli credere che la cattiva sono io, da una donna mi aspetto intelligenza, insomma, da una madre persino nei confronti del figlio, ma evidentemente c'è stato molto da lavorare anche su quello. Tra l'altro, a proposito della scorta e del fatto che, appunto, come diceva Federica, è un incubo, pensate che per esempio i suoi figli, che adesso sono sotto tutela, ad esempio Lorenzo racconta in questo libro scritto da Federica dal punto di vista, diciamo, di Lorenzo, che lui ultimamente ha rinunciato, no, a varie gite scolastiche di istruzione, proprio perché, insomma, si sentiva in imbarazzo a come dire, andare in gita con appunto con la scorta dietro, no? Visto appunto l'età. E quindi pensate, può sembrare banale, ma per un ragazzino di 14 anni, cioè, ci vuole veramente tanta maturità, che comunque credo che sia, insomma, che tu possa essere orgogliosa e contenta nonostante tutta la fatica che avete fatto Beh, io sono molto orgogliosa di loro, infatti lì da voi doveva venire anche Lorenzo, perché a qualche presentazione del libro lo porto, perché mi piace, insomma, coinvolgerlo, perché in fondo il protagonista è lui, io gli ho solo prestato la penna, lui mi ha prestato i suoi ricordi, le sue sensazioni, quindi condivido questa esperienza. E San Daniele è un posto talmente bello, ho detto vieni che ti piacerà, e quindi, insomma, purtroppo non avete avuto il piacere di conoscerlo, mi sarebbe tanto piaciuto. Però adesso, per esempio, anche Viola deve andare in campo scuola e mi dice mamma, ma quindi, cioè, questo Pasquale, che sarà, diciamo, che è il suo, diciamo, ognuno dei bambini ne ha uno, no? Assegnato, dice ma che farà, dove si metterà, ma devo fare come fai te che gli dico gli orari, perché un conto è che li gestiamo noi e lei invece lì si troverà da sola. Dico ma non ti preoccupare, sarà la maestra a dire quando uscirete per andare a fare le gite per il campo scuola. Purtroppo questa adesso è la realtà, però ci siamo arrivati attraverso il gioco. Io non lo so se, diciamo, fra qualche anno avranno bisogno di uno psichiatra, lo dico con onestà, però, diciamo, per il momento li vedo sereni, li vedo comunque che forse questo gioco, no, questa cosa a punti, perché dovete sapere che
appunto quando mi hanno assegnato la scorta e ho detto loro che era successa questa cosa bellissima, eravamo ha fatto un articolo straordinario, stratosferico, per cui per premiarmi mi hanno dato gli autisti. Quello di mezzo, Alessandro, quello un po' più scaltro, mi dice: mamma, ma che bella questa cosa degli autisti, ma tra quanti articoli ce la danno la villa? Questa cosa, dico, guarda, piano piano si comincia con gli autisti, poi articolo dopo articolo vedrai che ce la daranno. Questa cosa ci ha dato il là a me e mio marito sulla falsa riga della vita è bella di come dire, improntare tutta questa vicenda come un gioco e segnare sia gli articoli della mamma sia le cose brutte che ci accadevano con dei punti fino ad arrivare appunto a completare il cartellone, il tabellone e arrivare a questa villa che, ragazzi, ancora non è arrivata, ok? Però c'è ancora tempo. Intanto hanno tolto di mezzo gli Spada che stanno al 41 bis, poi per la villa piano piano ci sarà questa possibilità e loro sono cresciuti con il lieto fine, perché alla fine quando li hanno arrestati e io ho registrato il suono degli elicotteri della mattina del 25 gennaio di 2 anni fa e l'ho svegliati con questa sveglia. Il gioco del gioco era che a un certo punto anche loro avevano capito, no? Perché frasi del tipo: ho deciso cosa voglio fare da grande, voglio fare il carabiniere come i tuoi autisti, significa che avevano capito bene che si trattava di carabinieri e non certo di autisti, quindi è stato un po' il gioco delle parti. E quella mattina famosa, che non dimenticherò mai, quando li hanno arrestati tutti, i bambini li ho svegliati, mi hanno abbracciato, mio marito mi ha abbracciato da dietro e si sono messi a piangere, mi hanno detto: mamma, lo sapevamo che contro la mafia vincevi tu. E quindi c'è stato questo abbraccio liberatorio, no? In cui ci siamo detti la verità in quel momento e poi abbiamo continuato a giocare, perché poi c'erano udienze, perché poi c'era il processo, perché sapevamo che non era finita, però abbiamo messo un attimo la parola pausa, ci siamo abbracciati piangendo, consapevoli di tutti i sacrifici che avevamo fatti, ma con una vittoria in tasca. Quindi forse questo lieto fine ha dato loro la serenità del combattere e stringere i denti a senso. Io credo e spero che le loro ali siano così robuste da poter volare laddove, anche oltre i loro sogni. Io questo è l'augurio che faccio loro, di libertà, di volare fin dove vogliono. Senti, ma com'è stata questa esperienza di scrivere appunto il gioco di Lollo, mettendoti, appunto come dicevi tu prima, prestando la penna a Lorenzo e ai suoi ricordi, dove in realtà credo poi, mi pare di cogliere, insomma, anche avendolo letto, che ci sono un po' i ricordi di tutti e tre, insomma, no? Anche se lui è quello che, insomma, parla in prima persona, no? Quindi è stato sicuramente, cioè dico, importante anche, penso, per te e per tuo marito, quello di provare a ricostruire come loro avevano vissuto, no? Perché chiaramente alcune cose poi le avevano vissute in maniera diversa, chiaramente da voi, ma anche da come forse le avevate immaginato, e per loro è stato, cioè per Lorenzo in particolare, è stato, come dire, terapeutico, se si può usare questo termine, oppure, come dire, è stato un po' un rinnovare alcune fatiche, alcune sofferenze? Ma guarda, allora, questa cosa innanzitutto inizia proprio come un'inchiesta che io voglio fare dentro casa mia, cioè non perdo mai, diciamo, la veste di giornalista, come avrete capito, quindi io lo comincio a interpellare per capire se si fosse sedimentato in lui, e poi ho chiesto a lui aiuto per farlo anche con i fratelli, quando io anche l'ho fatto ovviamente anche con i fratelli, quindi sotto un po' la mia guida, per vedere se si fosse sedimentato, che ne so, rabbia, paura, senso di ingiustizia, cosa gli aveva lasciato tutta questa esperienza. Ma mai potevo immaginare che alcuni episodi di cui mai avevamo parlato, perché poi la vita scorreva, i giorni andavano avanti e l'impegno nella lotta e nella tenuta del gioco ci ha sempre impedito di approfondire, no? Finché li vedevi sereni non c'era bisogno, no? di investigare o di chiedere, cioè è andata anche questa, c'è la benzina sotto la porta di casa, il gioco dell'acchiappaliquido. Se uno fosse venuto a dirci: mamma, ma sei sicura che era un gioco, era una cosa pericolosa, avremmo potuto affrontarlo. In realtà invece andava sempre tutto liscio, quindi io avevo curiosità di capire
i miei figli e come intimamente avessero poi capito e reagito a tante cose. E sono venuti fuori degli episodi che lì, con il permesso ovviamente di Lorenzo, ho deciso di trasformare in un libro perché veramente ne valeva la pena nel messaggio che dà questo libro. Come ad esempio quando il boss, purtroppo Lorenzo aveva 8 anni, gli fa il segno della croce per strada, si solleva gli occhiali, gli fa il segno della croce fissandolo. Lorenzo sale su da me, mio marito bianco, pallido, in volto, erano andati a ritirare la pizza a una pizzeria sotto casa, il boss sotto casa, Carmine Spada, insomma, appunto, per fare nomi e cognomi. E Lorenzo sale su e mi dice: mamma, c'è un signore per strada che mi ha fatto il segno della croce, ma come mai? Ma che voleva dire? Ma dico: Madonna amore, che bello, l'ho fatto il segno della croce e ti ha dato la benedizione. E qui entra in gioco tutta una cosa per cui io non sono credente, neanche mio marito, però abbiamo sempre apertamente detto ai bambini che se vedevano i compagni che andavano a catechismo e volevano andare, se volevano andare in chiesa la domenica non li avremmo accompagnati, perché erano liberi di decidere, cioè non siamo degli atei, capito, chiusi, talebani, per cui non crediamo noi, non devono credere i bambini. Abbiamo sempre lasciato ampio margine, tant'è che hanno fatto l'ora di religione finché hanno voluto. Ora Lorenzo al liceo ha scelto di non farla e quindi non la fa, però voglio dire, piena libertà. Cosa succede? Quindi Lorenzo mangia la foglia, capisci, dice sta benedizione, dice ma che strano, e poi gli faccio io, mio marito da dietro col labiale mi fa Carmine Spada, quindi ovviamente io col sangue gelato continuo a tenere duro con Lorenzo che mi guardava negli occhi, dico non è che era Babbo Natale Lorenzo che tante volte, dice ma la pancia ce l'aveva, però era un po' scuretto perché infatti gli Spada essendo sinti hanno la pelle un po' olivastra, dice non era proprio, ma dico vabbè non fa niente, a Ostia lo fanno, pure a me quando ero ragazzina, proprio tutti quando si avvicina Natale, era ottobre, si avvicina Natale proprio tutti a Ostia, il segno della croce, proprio. Poi dopo passano le ore e io, Lorenzo si dimentica ovviamente di questa cosa, io invece infuriata chiamo i carabinieri, mi chiudo in bagno e dico il generale dei carabinieri, dico ma ci rendiamo conto? Ma questi schifosi hanno fatto il segno della croce a mio figlio, ma questi me la pagano, ma non esiste, ha un bambino, ma sono veramente senza scrupoli. Lorenzo, talmente urlavo, era ancora sveglio, sente questa telefonata e pensa che dentro casa mia, malgrado tutti i discorsi che avevamo fatto sulla libertà di culto, guai a nominare invece Dio e benedizioni perché la mamma diventava una furia. Quindi in quel momento lui ha pensato che io avessi tradito, diciamo, questa libertà di culto che gli avevo sempre concesso arrabbiandomi in quel modo, che quindi non si poteva nominare il nome di Gesù nella nostra casa o di benedizioni, ma grazie al cielo non gli è arrivata la gravità di un boss che promette morte a un bambino con un segno della croce. E quindi ho deciso che questi episodi forse valeva la pena raccontarli, sia perché il male si può contrastare secondo me anche con il sorriso e l'ironia, e quindi Lorenzo attraverso i suoi giochi e questa sua realtà che si costruiva sulle bugie buone, insomma, che gli raccontavamo noi, secondo me valeva la pena di essere raccontata, e sia perché non c'è niente che dia più fastidio alle mafie di vedere che malgrado tutto il male che fanno la nostra reazione è il sorriso. Ecco, anche col sorriso di un bambino si può combattere la mafia. Io posso assolutamente confermare che valeva la pena, perché effettivamente leggere questo libro che è cioè non solo il racconto di una vicenda come quella appunto vissuta da Federica e dalla sua famiglia, ma anche per ciascuno e ciascuna di noi che non vivono questa esperienza, è veramente un percorso, come dicevo prima, educativo anche per contrastare per esempio la rabbia, l'odio che oggi veramente imperversa, no? A tutti i livelli, ne parlavamo anche prima. Per esempio Federica racconta, no? Come lei ha superato questa rabbia che un tempo appunto viveva, no? Quindi ha mantenuto questo senso di profondo di ingiustizia, no? E quindi di voler combattere le ingiustizie, però riuscendo a gestire la rabbia, a trasformare la rabbia, ma anche veramente questo non insegnare mai, neanche in circostanze che ti potrebbero legittimare in maniera insomma
tranquillamente a provare rancore, rabbia, come dire, coltivare, alimentare questi sentimenti. E poi anche il fatto che c'è comunque un percorso anche di educazione alla legalità che comincia in casa, no? Perché comunque nonostante tutta l'energia, l'allegria che hanno sempre vissuto con i loro figli, ci sono alcune cose, alcune regole, anche e soprattutto di convivenza e di rispetto nei confronti degli altri che non devono venir meno, no? Allora a questo punto ti rifaccio anch'io la domanda che ti ha fatto Lorenzo nell'intervista finale: ma hai cambiato idea rispetto alla punizione che hai dato a Lorenzo per quel comportamento non sempre corretto? Sentilo dalla cucina che è contento di questa tua domanda. Mi ha detto: tanto sono sicuro che la gente ti farà a me. Ma diciamo sì, allora guarda, probabilmente un pochettino esagerato, lo dico piano se non mi sente, perché in pratica l'episodio è questo, che Lorenzo è sempre andato molto bene a scuola, però quando fa il passaggio dalla quinta alla prima media, il primo quadrimestre porta il pagellino e c'era comportamento non sempre corretto. E io ovviamente vado, diciamo, nel panico più totale, dico: ma come, io li educo, combattiamo la mafia e loro sono il maleducato, c'è l'aggressività, non diciamo tutti in assoluto, per carità, non mi piace generalizzare, però diciamo non rispettano le regole, l'insegnante dell'istituzione va rispettata a prescindere, cioè nel senso, a me mia madre mi ha sempre educato che il maestro ha sempre ragione, quindi io sono cresciuta così. Semmai laddove io vedessi qualcosa che non va nell'insegnante, non certo coinvolgerei i miei figli e dire: sì, hai ragione, è stata ingiusta, cioè agli occhi dei miei figli l'insegnante ha ragione. Quindi immagina che questo mi torna a casa con sul pagelle tutti 7, 8, 9, bellissima pagella, per cui c'era di lì a pochi giorni la partita di finale della Coppa Lazio-Roma o Roma-Lazio, e io decido di punirlo non mandandolo alla partita allo stadio con il padre e i fratelli. Lui ovviamente si ribella, prova a dire la sua, prova a confutare questa cosa, perché c'ha sempre avuto questo carattere, insomma, che se non gli sta bene una cosa, come è giusto che sia, con rispetto lo fa presente al genitore, e mi dice: guarda mamma, che a tutta la classe hanno messo questa cosa, puoi andare a parlare con i professori. Ho detto: stai certo che ci andrò, cioè non è che finisce qui. Quindi per il momento la punizione è questa, ma si può anche aggravare, dopo io parlo con i professori. Quindi lui insomma piange, si dimena. C'è questo pezzo che mi ha fatto anche sorridere, perché io ho insegnato ai miei figli, poiché lo faccio io, a associare un momento di felicità, di delusione a una canzone, alla musica che è, diciamo, la colonna sonora della mia vita, per qualsiasi cosa, così in modo tale che quando poi risenti quella canzone ti torna in mente l'allegria, l'emozione che hai associato. E Lorenzo quindi era in camera sua, stava cercando la canzone che assecondasse questa sua tristezza e questa profonda ingiustizia, secondo lui, di non mandarlo allo stadio, e la sorella accende il telefonino per provare un balletto e mette Waka Waka, che è una canzone allegra fondamentalmente, un balletto, no, che lei doveva fare, e quindi Lorenzo associerà per sempre questa punizione a Waka Waka, e tutto sommato mi fa anche comodo, insomma, che sia una canzone allegra a fare da colonna sonora a questo ricordo. E quindi io lo pulisco, non lo mando a vedere la partita, malgrado i professori mi avessero poi spiegato che in realtà non era Lorenzo che aveva mancato di rispetto, ma che la classe chiacchierava. Loro erano comunque un corpo docenti severi, che a me sta benissimo, e quindi non era una cosa di Lorenzo, ma effettivamente era una cosa collettiva, però nella collettività c'era Lorenzo e quindi era giusto punirlo. Ecco, secondo lui non era giusto, e insomma fino alla fine del libro mi fa presente questa punizione, convinto che tutti la terranno dalla sua parte. Ora, quando avrete letto il libro, mi direte cosa ne pensate di questa punizione, se sono stata una madre così ingiusta nei suoi confronti, o se invece tenere il punto e qualche no possono far comunque bene a questi nostri ragazzi ormai abituati ad avere tutto. Ma non vi voglio convincere oltre, siete liberi di scegliere. Se no Lorenzo vuole prendere la parola, quindi qui mi taccio. Allora, siamo quasi arrivati alle domande del pubblico, no? Quindi
ultima cosa che volevo chiederti è questa, sicuramente uno dei, almeno dal mio punto di vista, insomma, uno dei pregi, dei tanti pregi dei tuoi libri, come del resto delle tue inchieste, è quello di fare nomi e cognomi, no? Cioè anche quando racconti la tua vicenda, anche in cose che non riguardano le inchieste, eccetera, diciamo che non sono libri politicamente corretti, no? Nel senso positivo del termine. Cioè tu racconti, per esempio, A mano disarmata in maniera molto, molto onesta, senza timore di, come dire, di farti dei nemici, le persone, sia tra i politici, tra le forze dell'ordine, tra i magistrati, che effettivamente sono state all'altezza del loro ruolo o che ti sono state vicine, non ti sono state vicine, che sono state di parola o meno. Allora questo secondo me è un grande pregio, un grande merito, e quindi ecco, in qualche modo ripropongo una domanda che anche in questo, perché ovviamente mi è piaciuta molto l'intervista che ti ha fatto Lorenzo alla fine del libro, e quindi gli rubo qualche domanda. Lui ti chiede, ma insomma adesso possiamo, cioè puoi dire anche degli altri nomi, o comunque insomma se ci sono, ecco, in tutta questa vicenda che tu hai vissuto, insomma quali sono state, cioè, le persone che veramente insomma ti hanno aiutato come dire, a superare la fatica, insomma, di tanti momenti, e grazie alle quali insomma sei potuto andare avanti. Ovviamente ce ne sono state tante, però quelle grazie alle quali... quelle più conosciute, no? Quelle più o meno istituzionali, mi stai chiedendo? Certo. Beh, allora, a parte insomma Mario Palazzi, il procuratore capo dell'antimafia, Cafiero De Rao, insomma queste persone che per mestiere ci proteggono, no? Essendo magistrati, Beppe Giulietti della Federazione Nazionale della Stampa, che ha fatto veramente tantissimo da presidente del sindacato più importante della nostra categoria, che mi ha assistito, cioè era un atto non dovuto, e invece è venuto nell'aula di giustizia a costituirsi parte civile come appunto sindacato di categoria, perché oltre a aver fatto del male a me, hanno cercato di far del male alla libertà di stampa, quindi c'è stata la costituzione di parte civile. Sono tanto contenta infatti che nel processo, uno dei processi che ho vinto, la Federazione della Stampa ha vinto dei soldi che io ho deciso insieme a Beppe di destinare a tutti quei giornalisti precari che subiscono delle querele bavaglio, quindi ho destinato a loro questi 5.000 euro, che non sono tantissimo, però insomma per potersi pagare gli avvocati laddove non lavorino in grandi giornali come ho la fortuna di lavorare io. Però ecco, se te ne dovessi fare altri, mi viene in mente subito Stefano Esposito, che è l'ex senatore del Partito Democratico, ora non rieletto, quindi ora non ha più un ruolo istituzionale, che era nel PD ed è stato lasciato molto solo dal suo partito e se ne è fregato, ha combattuto comunque al mio fianco. Poi, che ne so, il sindaco Ignazio Marino, cacciato appunto dallo stesso PD, però era del PD in quel momento, che veramente mi chiamava fuori dai riflettori, non è che faceva quel tweet per farsi vedere bravo, che dava la solidarietà a una cronista minacciata, sono quelli proprio di sostanza. Ma poi c'è anche tu, cioè nel senso anche tu, anche Paolo, cioè nel senso lo dico perché vi conoscono e perché lo sappiano, che non siete propriamente parlamentari o chissà, ma siete state tanto per me, e veramente vi ringrazierò eternamente, cioè senza di voi, senza la vostra parolina, il vostro supporto, anche il solo come stai Fede, magari proprio nel momento in cui stai male e non te l'aspetti e ti arriva il messaggio da Paolo o da te, ecco, quelle sono le cose che ti fanno capire quanto è bello poi, quanto è bella poi la vita e quanto valga la pena lottare anche alla luce di questi rapporti che si solidificano nel tempo, quindi grazie a voi.